Tommaso Moro era un uomo di grande saggezza e cuore puro. Nato a Londra, fin da giovane dimostrò una straordinaria intelligenza e un profondo senso di giustizia. Il re Enrico, suo amico, gli affidò il ruolo di cancelliere, una delle posizioni più importanti del regno. Tommaso, devoto alla sua fede e alla giustizia, scrisse molti libri, tra cui il famoso Utopia, che rifletteva la sua visione di un mondo migliore. Un giorno il destino di Tommaso cambiò per sempre. Il re Enrico si innamorò di una dama di corte, Anna Bolena. Già sposato con Caterina d'Aragona, Enrico voleva divorziare per poter sposare Anna. Tuttavia, il Papa rifiutò di concedere il divorzio, affermando che ciò che Dio aveva unito, l'uomo non poteva separare. Determinatissimo a ottenere ciò che desiderava, Enrico si rivolse a Tommaso, sperando che il suo amico e consigliere lo sostenesse. Ma Tommaso, fedele ai suoi principi, non poteva accettare una tale ingiustizia. Disse al re che non poteva opporsi ai comandamenti di Dio e alla volontà del Papa. La sua risposta fece infuriare Enrico, che, accecato dalla rabbia, ordinò che Tommaso fosse imprigionato nella torre di Londra. Durante la sua prigionia, Tommaso scrisse un libro intitolato Il dialogo del conforto contro le tribolazioni, un'opera che dimostrava ancora una volta la sua grande forza d'animo e la sua fede incrollabile. Ogni giorno, nella sua cella umida e fredda, trovava conforto nella preghiera e nella scrittura, mantenendo sempre una calma dignitosa. Il 1 luglio 1535 Tommaso fu processato e condannato a morte, ma anche di fronte alla morte il suo spirito rimase sereno. Il 6 luglio salì sul patibolo con calma e dignità. Chiese al carnefice di aiutarlo a salire, dicendo che a scendere ci avrebbe pensato da solo. Recitò il Salmo Miserere e poi si bendò da solo gli occhi, chinò il capo sul ceppo e fu decapitato. La sua testa fu esposta al ponte di Londra, accanto a quella del vescovo Giovanni Fisher, ucciso per la stessa causa pochi giorni prima. Tommaso Moro morì perché aveva scelto di seguire la sua coscienza, anteponendo la fede e i principi morali alla fedeltà verso il re. La sua storia è un esempio di coraggio e integrità, una lezione che risuona ancora oggi. Rimane una figura ispiratrice, un faro di luce per chiunque lotti per la giustizia e la verità, anche di fronte alle avversità più grandi. La sua vita ci insegna che la vera forza non sta nel potere o nella ricchezza, ma nella fedeltà ai propri ideali e nella capacità di rimanere fedeli alla propria coscienza, anche a costo della vita. Il sacrificio di Tommaso Moro è un ricordo eterno del potere della coscienza e della fede e del prezzo che a volte si deve pagare per restare fedeli ai propri principi. La sua serenità di fronte alla morte, la sua dedizione alla giustizia e alla verità e il suo incrollabile coraggio continuano a ispirare generazioni, mostrando che la vera grandezza risiede nel seguire il proprio cuore,
indipendentemente dalle conseguenze. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.